La parola, io mi chiamo La Parola. È un licenziato poetico. Io ci ho messo l'accento sulla E io ce l'ho levato perché ho visto che era di nuovo Di macchina. nuovo ce l'ha levato! C'era sta macchina. Quello è l'accento sulla... Lei non deve toccare niente, mi deve fare questa cortesia. Ma poi lei arriva e entra così. Questa volta non sono venuto per disturbarla. Cosa desidera? La voglio invitare a pranzo. Ah, Hanno aperto un nuovo self-serve e ce ne andiamo lì e andiamo a mangiare tutte e due. Che cosa? Self-serve. Che cos'è, scusi? I self-serve dove non ci sono i camerieri ma tu ti metti in fila e ti danno... Un self-service. Che si mangia in questo? Di tutto. Cioè, all'inizio tutti i primi. E la pasta a forno piena di capoleato, e le paste di broccoli arremenate con le salse. Pasta con la salamone, panna e salamone. Salmone. E poi ci sono, che so, bella carne capoleata che viene uguale. E poi ci sono i secondi, belle pette di pollo fatte a cotolette spesse così, salsiccia con sugo, salsiccia con le patate, tutti i tipi di pesce. E poi ci sono i contorni, patate fritte a tignite. Bene, bene, grazie. Quindi lei mi vuole invitare a mangiare veleno, giusto? Cose velenose. Ma perché non ci vanno tutti? Lei deve mangiare sano. Io francamente ci ho provato a mangiare sano, ma mi viene difficile di ingoiare, professore. Cioè? Non ce la faccio, metto un panino con l'hamburger, un sasso proprio sano. Mangiare sano nel senso non intero, deve mangiare sano, cioè roba che fa bene. Lei deve mangiare per esempio cereali. Cioè io me ne devo andare ogni giorno per mangiare in provincia di Catania, quanto mi costa? In centro e provincia di Catania. Lei me l'ha detto, deve mangiare a cereale. No a cereali, deve mangiare cereali. Deve mangiare cereali, che so, grano, riso, mais, orzo, avena, miglio, il miglio. Sono diventato un uccellino, ci manca aggia, mi metto dentro la gabbia e faccio il miglio lo mangia l'uccellino, anticamente chiamato scagliola, professore. Il miglio è un cereale. La segala, le conosce la segala, no? Che cos'è? Quella che faceva diventare ciechi. Ma che c'entra? Sto parlando di cereali. Lei mi fa mangiare cose grasse, grassi saturi che fanno male, le fritture fanno male. Lei deve mangiare grassi insaturi. Pesce azzurro, olio extravergine di oliva, le mandorle, le noci. Le patate fritte, professore. Non vanno bene! La frittata. Non vanno bene! Lei invece deve mangiare i grassi insaturi. La colazione fatta con il miele, con il polline. Ma il miele nelle panelle ci sta? Ma perché le vuole mettere il miele nel pane e panè? Oh, bella cipollina che mi mangio con miele. Perché c'entra il miele? Ma per favore, per esempio il latte, lei lo beve il latte? Oh, bravo! Che latte beve? Che latte bevo? Quello di mucca. E una volta c'è quello di crapa, quello di asino, ma è difficile a trovare. Sbagliato! Fa malissimo! Latte di Sì! Lei deve bere latte di soia, latte di mandorla, latte di riso. Questo sì che fa bene. Latte di riso? Latte di riso. Perché c'è chi fa il latte di riso? Certo che c'è il latte di riso. Professore, mi scusa, ma come lo mungono il riso? Come mangiano il riso che è niconico? Come... Se ne vada. Lo volevo portare a pranzo. Se ne vada. Però non è scortese, in queste cose è scortese. No? Poi uno dice, la meglio parola è quella che non si dice, professore. Parola. Ah, ma prima parola, poi parola, si decidesse, professore, mi scusi. A pranzo vuole aspettare. Come a tesoro è la stessa cosa. Ma poi dico tesoro, tu sapi fattere tutti. Tutto io non mi la cera persiana, a tagliare la cera persiana, tutto io che è abbronzata a sciccia. E a sciccia abbronzata. Ah, stai l'ultimo tesoro, vieni qua. Cadare qui, cosa, vieni l'ultimo tesoro. Chi sta non a unire? Tua sorella è incinta. Usaccio, ma va bene il bobo di faccio, non sono, ti deve venire, come c'è brutta idea. Lo so ma perché è sterile? Sta marito, vero? Sta marito è sterile. Dice che deve ringraziare il Signore. Ha capito? Ci sta dicendo a tutti dobbiamo ringraziare il Signore. O sai qui è il Signore? Io lo saccio qui è il Signore. Che non ho 4 piani. Che è così disponibile, troppo disponibile, il Signore ne ha fatto, gli hanno scennute e ne ha avuto un musuzzo. Gli hanno avuto un candelone, sì, vieni qua, vieni qua, vieni qua che ti faccio trovare io, vieni qua che ti... Sono io, bottana, tutta la famiglia, dammi qua, dammi su cellulare,
Siamo intorno a 1100 e Re Carlo Magno organizza una festa per celebrare la vittoria contro i Saraceni. Uè, si conclude la guerra con la nostra vittoria! È arrivato il momento di fare baldoria! Prima di cominciare la festa, i cavalieri narrano le loro gesta eroiche. Il primo ad arrivare è Orlando. L'impero difeso con coraggio e valore. Durante la guerra ho scatenato il terrore. Dopo di lui arrivò Rinaldo. Ho vinto da solo perché sono temerario, ma ora mangiamo, che si dice l'orario. Bravo! È giunta l'ora di far festa, quindi vi chiedo velocità. Terrete pure le vostre gesta, prima competito in mia facile età. Avete spingere veloce, veloce! Nell'ultima lotta sono stato audace. Ho combattuto una guerra senza essere armato. Non come lui che è un incapace. A menzione era ancora guiccato. Ma c'è che finilla questa annacata, in campo hai commesso solo dei danni, ti vanti e ti senti immensa pomata, ma davanti al nemico te caghi mutata. Ah, marrano! Ma la vinciata! Adesso ti anniento, vile carogna! Chiudi sta bocca, pare una fogna! Sono più forte e subirai la sconfitta! Pare una ghiera, non come la dita! In guardia! Me! Basta, deciderò io! Lo sapevo che a caffè ne va scafeo! A quel punto l'imperatore propose una promozione a chi dei due paladini avesse portato un cimelio di alto valore. Se a promozione volete approdare, dobbiamo parlare di cose di lusso. Per certo sapete che si tratta di mangiare a tipo cagnola, frittole e musso. Da Catania ho portato Usangeli, è troppo buona a sentire l'odore. Di questo ne parlano anche i Vangeli, se l'assaggia c'è meno un cuore. Da Palermo portai una bella arancina, a carne o a burro ma predomina il riso, anche se fritta si può mangiare di mattina e a nata comincia con un bello sorriso. Ah! Marrano! Ma la minchiata! Sei ignorante, si chiama arancino! Non bestemmiare, dove faccio fissino? Sei ignorante, quasi peggio di un Lo mulo! sai che ti dico, ma la fanculo! Carogna! Me! Apriamo le danze che partino gli inni. La festa è iniziata e io m'arricrio. Mangiate e bevite e fottete in. Agnette e sugo e finivo a te! Avanti. Buono. Avanti, a posto. Ma quello a posto, Perché? dopo. Che fu? Che succedeva? E che suggerivo? Io non so di quando che mi sono, ma domani sembra la vasca con il passaggio. Faccio uno di proprietà, così te le davanti all'occhio. Ah guai, dopo, sembra che passa, voglio dire chi da con l'acqua stessa. E tu faccia la vasca con tamarindo, che ci piace, che sai? Oh, io non so come si E chiama. allora stai zitto, troglodito come delle palafitte, si chiama vasca idromassaggio. Ma tu c'è stato mai in un centro benessere? E che fosse sto coso? Che c'è? Non hai mai sentito parlare di wellness, spa, risotto? Vabbè, non ti preoccupare, con io la settimana scorsa ci presso dalla curiosità ci vuoi siri. Arrivai in questo posto, quando ci disse signorina, ma che bolletta la luce ne pavate? Luce staccata? Un all'interruttore, dice no, noi illuminiamo con la candela, dobbiamo creare l'ambiente. E poi mi fece la scheda e mi cominciavo a fare il percorso centro, ora ma da dire perché si chiama percorso benessere. A comincia, dice, si mette la cuffietta, dice no, io non voglio sentire musica, mi voglio rilassare, dice no, la cuffietta per l'acquario, tu sai qual è l'acquario? No. Non è che tu non ci sono i pesci, no. A quando ti ziccano da una stanza che è una stanza quando si occupa il cavolo, che quando stai per svenire ne esci, si chiama sauna. Ne esci di gusto, ti devi ziccare in una stanza dove c'è una maschera che si chiama refrigeratorium, che è ghiacciata, che ti viene una sincope se non ci stai attento. Stai una paio di minuti e poi di gusto devi andare alla man, proprio di gusto alla man. Che l'hanno ammazzata, poi sperimentò la mano, è una stanza di 100 gradi di umidità che praticamente ti manca l'aria, ti viene a svenire. Poi che fare? Esci sempre di cussa e devi andare sotto la doccia emozionale, detta così perché l'acqua è così ghiacciata che come arrivi da sotto ti vengono tutte le emozioni del mondo, ma tutte negative, ma le parole, sandiuna, la volessi scippare. Dopo inizia il percorso dei massaggi, mi ha proposto un messaggio, dice massaggio relax, massaggio del sonno. Veda, io poi 200 euro mi farò rompere, no?
E allora ha detto stone massage, era meglio che facevo prima. Lo stone ma ti piglia a coppe di cutulisci cauri, bollente, che insomma t'assuntuma. Alla fine completi tutto dentro una jacuzzi, che è una vasca nica, un c'erano reci cristiani mise a pressione che mi rudò come nanna quando ne lavava tutto vuoto cucina nella stessa tonozza e a la stessa acqua. E chi c'è, sta ridendo? Certo. Perché? Che stai pensando meno male che io me lavo solo? Io per forza, te la vendai prima. Ti saluto dopo. Io avevo solo la pila, uno si avesse a lavare. Papà, stamattina sono scesa a Catania e mi hanno fermato i carabinieri. Mi hanno detto che sono una ragazza fuori dal comune. Bestia sei. Sei fuori dal tuo comune. 500 euro di multa sono. Pronto? Amore, ascolta, io faccio tardi, metti avanti la lavatrice. Ma che l'ho fatta mai la lavatrice? Stai tranquillo, è facilissimo, l'importante è che stai attento al programma che metti. Ci provo. Senti, io questo programma che dici tu non riesco a trovarlo. Amore, dimmi che cosa devo lavare, perché io qua non ci sto capendo più Devi niente. lavare i colori chiari, quindi fai attenzione a separare i colori. Ah, vabbè, questo è facile. Ricorda di mettere un igienizzante e un ammorbidente. Vabbè, questo è facile. Attendi in linea. Ammorbidente. A posto! Papà, la lavatrice perde acqua. Come perde acqua? Non facciamo che ho sbagliato qualcosa! Perché la lavatrice perde acqua. Ah, certo! Com'è che non ci avevo pensato prima? Bisogna controllare la resistenza. Papà, ma che stai facendo? Sto controllando la resistenza. Papi, ora che la lavatrice è rotta, la mamma come fa a lavare i vestiti? Niente, li prende e li mette in frigorifero. Ma rimangono sporchi. Ma almeno sanno di fresco. Le vecchione anche non vivrebbero in casette, ben vestite in guanti con scarpette. Nel mio mondo ideale ogni è sempre l'ora del tè. Tecca, te. È tè? Beh, per te. Allora non è tè. È solo per te? Non ho capito, è caffè? È per te. Non prendo caffè. Ma come sta fanno un bazzire? Ma intanto prenditelo, questo qui, no? Perché è per te, per te. È per me. Ho capito. Chi sei tu? Come chi sono? Non mi riconosci? No. Come no? Sono il cap? Il cap? Il cap? Il cap? Che sul mio postino mi stai vedendo? Che c'entra il postino? Ah, no. Il cap? Il cap? Il cappellano! La prego, padre, mi confessi! Ma che mi sta venendo questo riparino? Ma che confesso? No. Confesso il cappellaio! Il cappellaio! Cappellaio matto? Ah, sì, tu mi ci pare mezza pazza però, Bedra. Ah, il cappellaio matto sei tu e la pazza sono io. Interessante questa cosa. Sì, un poco pazza ci sì, effettivamente. Comunque, facciamo una cosa, tu sei pazza, io sono pazzo. Facciamo una pazzia in un bello manicomio che ne facciamo qui sotto e qui sopra. E lui è. E non ci posso credere. Ma non ci posso credere che di nuovo lui. Tu che sei pazzo, tu pazzo, sto diventando io, pago 200 euro a seduta. E non giri qui, no? Se ci vai ti pazza, ci sta pensando solo i soldi. Vieni tra le mie braccia, bella pazza che non sei Forza, altro. ancora non l'hai capito. Puoi fare tu quello che vende il limone alla fiera, Però- puoi fare il cappellaio, puoi Che c'entra vendere il i limone cappelli alla- in spiagge libere. Non ti voglio, Non aiuto. ce n'è. Non ti voglio, aiuto. Non ti voglio. Aspetta, non fai la pazza, vai, ti prego, non mi fare cose da pazzi. Ma come fare con questa? Mi metti questi cappetti che te pare non mi sta scoppiando la testa. Ma come fare che non mi vuole? Come fare? Mangia scicchera, mangia. Ma come posso mangiare? Un momento che mi stai mangiando la scicchera. Diventai pazzo, diventai.